Sabato chiuderà anche l'ultimo supermercato, fare la spesa nel quartiere diventerà una cosa impossibile. Una zona che muore, San Zeno a Treviso, un'area della città che ha sempre più anziani e sempre meno servizi. Ora i residenti non sanno più dove andare a comprare i generi alimentari. Per trovare un negozio devono per forza prendere l'auto o andare in centro città. Da sabato i dipendenti di questo supermercato andranno a lavorare in un altro negozio. Non c'è più niente. Ci sono seri problemi, specialmente per gli anziani, perché qua come negozi di alimentari non c'è niente. Non è sempre piacevole dover andare a prendere l'auto, dover andare al supermercato, fare tutto il giro, magari serve una cosa, serve il caffè. Questo è l'unico bar di via Dandolo. Per trovare altri locali bisogna andare in via di San Zeno. Qui c'è qualche attività, un panificio, una pasticceria e c'è chi prova ad aprire un nuovo negozio di frutta e verdura dove un tempo sorgeva un alimentari, sperando che i residenti preferiscano il negozio di quartiere alla grande distribuzione. Le persone vanno la maggior parte nei supermercati, è quello che fanno morire queste piccole attività, perché già ne ho chiusa una, ora speriamo che qua va meglio. Dai negozi che chiudono alla criminalità, i residenti si trovano quotidianamente a fare i conti con episodi di delinquenza. Qua vicino al bussolotto dei Scovazzi stamattina 5 sterine da portare. Non è controllato, si ha paura la sera. Il quartiere è tristemente famoso perché in via Dandolo è stata violentata una studentessa, per le auto bruciate vicino alla chiesa o per lo spaccio di droga alla sera. Una volta gli era molto meglio e adesso è sempre peso. Io non esco quasi mai di sera, quindi non si sa se ci sia, però intanto bruciano qualche macchina.